Potete tranquillamente telefonarmi ed potete fare una domanda alle carte. Ogni domanda ci sarà una risposta, quindi per ognuno, per ogni persona siamo disponibili per un'apertura di carte. Vi ricordo che i vostri consulti poi li potete vedere in replica sul canale YouTube che si chiama Il Maestro Cleo. Lì potete tranquillamente poi controllare il vostro consulto. Logicamente è tutto gratuito, qui possono partecipare le persone dall'età di 21-22 anni in su. È vietato entrare le ragazzine di 18 anni, 19 anni, 20 anni, gentilmente andate a farvi il solito giro che fate ogni giorno, quindi siete pregati di non chiamare in questa live. Questa è una live fatta di persone adulte, di persone di una certa età, di persone effettivamente che hanno dei problemi da capire e da risolvere. Diciamo, come dico sempre io, non sono uno di quelli che si mette qui a spassare la gente per i loro capricci mentali. Questa è una live di consulti, di indovini, quindi dove potete scoprire realmente la vera verità del vostro problema. Linee libere, quindi vediamo chi ci chiama, vediamo chi sarà la prima persona a chiamarci, ripeto, solo ed esclusivamente telefonando in diretta live, perché abbiamo disattivato i commenti. Pronto? Buonasera e buon anno innanzitutto. Buonasera a lei signora, prego, da dove sta chiamando lei? Io chiamo da Paternò, poi mi è arrivata la notifica che lei è nel live ed eccomi qua. Ed eccoci qua, prego signora, allora mi dica cosa vuole capire. Allora, io dall'età di tra i 17 e i 18 anni io sono stata vittima di una fattura fatta da mia mamma per suo capriccio. Può anche non credermi, ma è così. E per un suo personale capriccio, non capendo che poi tutte le conseguenze le avrei pagate io, come di fatto le ho pagate io tutte una per una. Vorrei capire, cioè, fatto questo, è cambiato il mio destino ovviamente, perché io ero fidanzata, eccetera eccetera, cioè già avevo il mio cammino, avevo il mio futuro in mano. Fatto questo mi ha cambiato tutto, ovviamente, tutto il mio dettato, tutto il mio futuro. Cioè, io oggi ho dell'odio contro mia mamma, cioè io vorrei provare dell'affetto, delle cose, però non riesco pensando a quello che mi ha fatto oggi, anche se è pentita, eccetera eccetera. Lei come fa a esserne così sicura che è stato sua mamma, voglio capire? Non c'è altra scelta, e a quei tempi, quando avevo 17-18 anni, già poi mi sono cercata delle prove ed è stata una fattura di sangue. Sì, ho capito, signor, non mi sono spiegato io, mi sono espresso male. Lei come fa ad esserne certa che è stata sua mamma, dico? Perché aveva dell'odio contro il mio ex fidanzato da allora, perché l'aveva tradita di una cosa che lei le avrebbe confessato, e il mio ex fidanzato lo avrebbe raccontato a tutti, e da lì per lì mi istigava a lasciarlo. E io non volevo, perché ovviamente gli volevo bene, e lei o la spacca, ha vinto lei, per questo tutto torna a lei.
Volevo capire, cioè, da tutto questo contesto, cioè, non è valido oggi come oggi ancora, perché poi ne ho passate tante, ne ho Allora, passate signora, diverse. è inutile portarla per le lunghe. Lei vuol sapere se è libera adesso o ancora dei residui di questa fattura? Ha capito bene? Sì, Ok. Quanti anni c'ha che signore? Acquario, Anni? 50, sono del Mm. 28-1-73. Perfetto, vediamo subito. Mi scelgo un mazzo di carte, 1, 2, 3. 1. Vediamo cosa dicono le carte. No, signor, non mi esce alcuna fattura, solo forme di negatività, ma le negatività ce le abbiamo tutti, quindi Infatti. non vedo assolutamente cose cattive che lei possa immaginare o meno. Quindi sono solo forme di negatività, che ripeto, la negatività ce l'abbiamo un po' tutti. Infatti, cioè, oggi anche se questa donna che io non chiamo più mamma perché ho dell'odio, del risentimento, eccetera, eccetera, anche se mi sembra pentita di tutto il male che mi ha fatto, perché mi ha fatto un male proprio da una vita. Cioè, non mi esce l'affetto, una parola buona per lei, no, perché lei non ha avuto mai una parola buona per me. Signora, Cioè, lei deve fare ciò che si sente fare. Un giorno sarà l'ora del giudizio e del sì, giudizio a dare ragione o torto a chi merita o non merita. Quindi ecco. lei si faccia una ragione, pensa a ciò che le Io fa. aspetto sempre che lei confessi, però ti gira attorno al male che mi ha fatto, perché Ti ripeto, mi appropria, e sto fra le disgrazie. lei è convinta di questo, porta avanti la sua teoria, che le devo dire? L'importante è che adesso lei non c'è più niente. No, però c'è della traspazzatura, come sempre. E La vabbè, spazzatura non manca mai. questo ripeto, se la fa sta bene ad avere questo dentro di lei, vada avanti, che le posso dire? Ma è Ok? certamente così, con tutte le prove possibili. Va bene, signora. Buona serata, arrivederci. Grazie. Ai ai ai, no comment. Non comment. Pronto? Buon Pronto, pomeriggio. buonasera. Salve, dica. Senta, volevo sapere se c'è un riavvicinamento di un mio ex. Lui si chiama Donald, io Anna. An- Ariete lui e io Toro. anni? Io ho 54 e lui 52. Da quando vi siete allontanati? È un po'. Volevo sapere se c'era un riavvicinamento da parte di lui. Ok, da dove stai chiamando tu? Sono sarda. Ok. Allora, Grazie. mi scelgo un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3, Il 2. numero 2. Allora, le carte mi danno il sollievo e il trionfo. Cosa vuol dire? Che questa persona prima o poi si farà sentire. Si sveglierà da... Sì, si farà sentire, tranquilla. Capito? Perché mi esce la carta del sollievo, mi esce il trionfo,
quindi ci sarà solo da aspettare, vedi la carta del trionfo. Il trionfo sarebbe io che è quella che aspetta. Sì, Ho capito. Poi non si vede niente, sentimenti o niente di che. no, tu mi hai fatto una domanda e ti Sì, ho dato no, la hai risposta. ragione. Va bene. Per Grazie. consulti completi esiste il privato, va bene? Ti Certo, abbraccio. certo, Buonasera. grazie, buona serata allora, Grazie. grazie. Allora, linee libere, salutiamo a tutte le persone che stanno entrando man mano a far parte di questa live. Volevo salutare tutti gli ammalati perché tutti quelli che stanno influenzati, perché stiamo attraversando tutti questo periodo brutto e influenzale. Pronto? Pronto, buonasera e buon anno. Grazie a lei, buonasera, prego. Buonasera. Volevo sapere qualcosa, se c'è qualche lavoro per me, gentilmente. Da dove chiami tu? Dalla Sicilia. Allora, vediamo sì. Allora, anni e segno zodiacale, per piacere. 61 e sono uno scorpione. Perfetto, Grazie. prego. 1, il 2 o 3? Il 2. Sì, presto avrà soddisfazioni a livello lavorativo. Quindi ancora un po' e poi ci sarà questa chiamata, questa comunicazione lavorativamente parlando. Quindi io suppongo che entro e non oltre il mese di marzo lei avrà modo di trovare questo lavoro, o meglio, gli verrà proposto questo lavoro. Ho capito, prima non c'è niente, è vero? No, signora, mi dispiace. Ho capito. Va bene, grazie, gentilissimo. Arrivederci. Buona serata, arrivederci. Pronto? È pronto, buonasera, Buonasera. sono Luisa, Prego, Luisa. da Portici. Prego. Mi senti? Sì, ti sento, prego. Senti, ti volevo chiedere su mio marito, se il matrimonio finirà. Allora, da quanto tempo siete sposati? Da 5 anni. Quindi state attraversando un periodo non buono. Esatto, bravissimo. Allora, gentilmente, tu quanti anni hai, che segno sei? 30 gemelli. E lui? Acquario 29. Scegli un mazzo di carte, 1, 2 o 3. 2. Le carte mi dicono che è un periodo dove non vi capite e fate discussioni inutilmente. Sì. Dovuto anche un po' ai vostri caratteri, però, Sì. perché caratterialmente siete un pochettino proprio all'unio solo, come si dice a Napoli. Sì. Tu fai i tuoi sbagli da un lato e lui fa i suoi sbagli a un altro lato. Siete arrivata È vero. siete arrivata a un punto che tu non sai nemmeno tu cosa vuoi e scarichi la colpa tutta a lui. Lui ha fatto i suoi sbagli, ma non puoi rinfacciare continuamente
gli sbagli che lui ha commesso. Questo, da qua partono partono tutti i litigi. Sì, solo che Cleo, da poco ho scoperto un tradimento. Sì, vabbè, voglio dirti, santo non è, perciò ti ho detto che noi siamo in un mondo che tutti possiamo sbagliare, però sai qual è il discorso? Finché la cosa non ti interessa, va là. Nel momento che ti interessa e chissà perché, allora si va a indagare, si va a vedere, si riusciamo a trovare una femmina a questo, si troviamo una comare a questo, si troviamo l'amante a questo. Cioè, capite come funziona? Vi dovete un pochettino, vi dovete un po' calmare. Ok? Quindi tutti nella vita possiamo sbagliare, però trovare il pelo nell'uovo non va bene perché il matrimonio, finisce il matrimonio, tu ti pensi che trovo principe azzurro, no? Trovo nato peggio di marito. È No, tutto, no, meglio sulla vita. è tutto bello i primi tempi. Bravo. Perciò, allora, io vedo che questo matrimonio avrà continuità se voi volete. Ok. Vabbè, però ti devo chiamare privatamente. Come vuoi, come vuoi. Non mi segno, questo è il numero tuo, eh? Sì, il mio numero è questo. Ok, ma ti mando un WhatsApp e ci mettiamo d'accordo. Va bene, ok. Grazie Cleo, gentilissimo, un Buona bacio. serata, ciao, ciao. E le linee ritornano libere. Pronto? Buonasera, chiamo dalla provincia di Lecce. Sono del segno del Toro, Sì, sono nata il 15573. Alessandro è dello Scorpione ed è nato il 20 di novembre dell'82. sì. Può dirmi se si farà sentire questo ragazzo, perché è da novembre dell'anno scorso che mi ha bloccato. Vediamo subito. Scegli un mazzo di carte, 1, 2, 3. 2. No, Gioia, lo vedo accanto a un'altra donna, quindi già lo vedo impegnato altrove. Va bene, va bene. Grazie. Buona Grazie. serata. Allora fate tap 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 tutti uniti, condividete questa live con i vostri amici e mettete il segui per non perdervi la mia prossima live. Ripeto, le mie live sono live semplici, live professionali soprattutto, e live dove io non punto su le tanta gente che mi deve seguire, no. Io ho un nome, ringraziando il Dio, il Santone di Avella, quindi mi bastano quei pochi che mi seguono e buoni. Pronto? Buonasera maestro Cleo. Buonasera. Bravissimo, gentilissimo. Grazie signora. Ogni volta lo ascolto. Da dove chiama? Da Catania, sono da catanese e sono dello Scorpione del 65. Niente maestro, volevo sapere qualcosa, vediamo. Non lo so, un po' di confusione o un bel periodo, vediamo cosa lei vede. Lei parla a livello di fortuna, a livello... Se ci sono tante cose, poi magari appena posso che possa parlare un po' più tranquilla, la chiamo in privato, appena lei può. Vediamo cosa dicono le carte, vediamo cosa... 1, 2, 3.
tre, maestro. Vediamo, io aspetto soldi, maestro, devo comprare la mia casa, poi devo vendere una casa che mi spetta di diritto e devo comprare la mia, se no io vado a finire fuori di casa. Vabbè, ma Poi, i soldi non cadono dal cielo però, eh? no, e se non prendono quella, la mia non la posso comprare, maestro. Sono Appunto, vediamo, appunto. vediamo. No, infatti. Vediamo Allora, le cose vedo, intanto mi esce l'inganno, quindi sì. troppi inganni intorno a te, Ci sono avvocati, maestro, per tante cose. troppe persone false intorno. Sì, lo so, maestro, lo immagino. Mi esce una tala, non so di che si tratta, ma vedo una certa documentazione ferma, bloccato. Ma che poi c'è il tribunale? No, qualcosa che ha a che fare con dei documenti che stai in atto facendo qualcosa del genere. Però devi fare attenzione perché intorno a te ci sono persone che cercano di ingannarti. Quello è quello che devi fare più importanza, dare più importanza. Poi mi esce la notizia in arrivo, una notizia favorevole, una notizia buona, dove questa notizia ti porterà al risolvimento di un problema. Non si vede se la casa, maestro, non si vede? No, non ne possiamo. La cartomanzia ti dà la risposta di quello che noi facciamo la domanda. Diciamo, nel modo che tu hai aperto le carte, in un'apertura lampo così, mi esce che ci sarà una notizia di un tuo problema da risolvere, che risolverai con successo. Può essere anche la casa. Il tempo non ce l'ho io. Non si vede se è vicino, un po' di mesi, no, vero? No, non te lo so dire questo. Maestro, lei è bravissima, io l'ascolto ogni quanto posso, ora c'è il telefono scarico. Ti ringrazio. Aspetta, sto parlando con lei o lo metto in carico. Grazie di tutto, maestro, grazie. Di niente, buonasera signora. Grazie, buonasera. Allora, la mia lettura di carte è reale, quindi non aggiungo stronzate, non aggiungo niente di che. Quello che mi dà come risposta l'apertura di carte, io così rispondo. Non amo aggiungere stronzate o meno. Ok? Quindi, se amate la serietà, potete contattarmi, se no non ci sono assolutamente problemi in merito. Pronto? Buonasera, signor Cleo. Buonasera a lei, prego. Vorrei sapere se devo fare una domanda. Prego. Devo avere dei soldi, vorrei sapere più o meno quando è che arrivano. Signor, quando arrivano non glielo so dire perché non è da me. Più o meno. No, signor, dovete chiamare qualcun altro che vi fa contenta come una Pasqua. No. Io amo dire solo le verità e non amo prendere in giro a nessuno. Sì, questo io le posso solo dire se arriveranno, ma quando? Sì, non ve lo so dire. Sì. Quanti anni ci avete, che segno siete? 76 e sono dello Scorpione. Da dove mi state chiamando? La provincia di Caserta. Ok, scegliete un mazzo di carte, 1, 2, 3. 1.
No, arriveranno, signore. Mi esce la carta del trionfo, eccola qua. Arriveranno. Quando non glielo so dire, ma arriveranno perché la sua lettura di carte, le carte mi escono tutte carte con un significato positivo. Quindi sono uscite tutte bello, come si usa dire. E quindi la sua cartomanzia mi dà risposte positive. Quindi, quando non lo so, ma arriveranno, garantito. La ringrazio, signor maestro. Buonasera. Buonasera. Pronto? Buonasera. Pronto? Sì. Senti, io buonasera, signor maestro Leo. Buonasera, prego. Volevo sapere sulla mia fortuna, Quando dice la sua fortuna, cosa intende lei? sulla situazione economica, gentilmente, chiedo scusa. Se si riprenderà economicamente. Da dove sta chiamando lei? Pronto? Sì, mi sente? Sì, vi sento, signor Leo. Da dove chiami? Dalla Basilicata. Allora, quanti anni c'hai, che segno sei? Sono della Vergine 16970. Mi scegli un mazzo di carte, 1, 2 o 3. Numero 3. Ok, andiamo a verificare. No, lei avrà modo di riprendersi economicamente. Diciamo che quest'anno trascorso lei ha trascorso un anno non tanto brillante. È vero. Ci sono stati alti e bassi, ma troppe uscite, pochissime entrate. Bravissimo, sì, è vero. Quindi è arrivato questo nuovo anno, lei si deve un pochettino riguardare il modo in cui, diciamo, in quel che entrano deve dare un bilancio alle uscite. Infatti. Quindi io vedo che lei si riprenderà pian piano. E quest'anno qua man mano riuscirà a mettere in ordine un pochettino la sua vita economicamente parlando, riuscirà a tappare i famosi buchi che sono ancora aperti. Infatti. Ok? Grazie signor Leo, grazie di tutto. Buonasera. Sei grandissimo, grazie. Grazie, buonasera. Allora le linee ritornano libere, vediamo chi ci chiama. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Teresa. Può alzare la voce per piacere? Teresa, Elisa, da dove chiami? io da Catania. Prego, dimmi. Vuoi sapere qualche cosa sull'amore? Sull'amore cosa vuoi sapere? Se viene qualcuno. Elisa, ascoltami bene, io voglio, perché io nella mia vita ho sempre parlato in faccia. Tu hai chiamato ieri, mo chiama anche oggi, mi fai la stessa domanda di ieri. O sei scema, o sono io che non riesco più a capire la gente come te. Si sbaglia, ieri non ho chiamato. Ieri tu hai chiamato in questa live, Va bene. No, va bene, scusa, ma tu pensi che io sono scemo?
Io non lo so. Scusa un attimo, il telefonino c'ha un'applicazione che me lo dice? La signora qua, vedi quella che sta chiamando adesso, ha chiamato mercoledì, vedi? Vuoi vedere? Allora, pronto? Pronto, buonasera maestro. Buonasera. Però mi deve dare una soddisfazione. È vero che lei mi ha chiamato mercoledì? Sì. Ecco qua. La signora di prima mi ha chiamato ieri, nella live. Mi chiama di nuovo oggi con la stessa domanda e mi ha detto che non è vero. Allora, uscite, voi tutti dovete uscire da questa live perché siete gente di merda. Siete gente che siete abituati a chiamare torno tutti i giorni a tutti i cartomanti. Vi dovete vergognare. No, non ce l'ho con te. Vi dovete vergognare. Io al vostro posto mi vergognerei. Io non vi dico di non chiamarmi, ma non mi chiamate tutti i giorni e mi fate la stessa domanda tutti i giorni. Andate dal medico, andate a cercare aiuto dal psicologo, perché voi con la testa non state buoni. Ve lo dice il Santone di Avella, che io parlo sempre in faccia. Non fa niente che mi crei nemici, non fa niente. Allora, pronto? Prego, signora. Senta, niente, io ho un problema che ho uno sfratto ora di febbraio. Sì. Volevo sapere se potevo trovare casa, se trovavo casa subito. Sì, vediamo subito. E se c'è una risorsa, perché sennò si picchia il capo nel muro. Quanti anni c'hai, che segno sei? Sono dello Scorpione, il 29/10/56. Perfetto. 1, il 2 o il 3? 2. Se giri la troverai casa, io vedo il sollievo e vedo che troverai casa, quindi devi darti da fare, Gioia. Nessuno ti bussa alla tua porta e dice ti serve una casa, devi cercare. Se cerchi trovi. Io vedo che tu troverai questa casa, vedo il sollievo. Il sollievo vuol dire che riuscirai a risolvere questo tuo grosso problema, quindi non è lontano, è vicino. Fra quanti mesi, come... È vicino, non è lontano, è vicino. Capito. Ok? Va bene. La ringrazio. Arrivederci. Grazie di cuore. Arrivederci. Buona serata al maestro. Grazie. Grazie. Voi tutti siete abituati ai ruffiani, quelli che vi prendono per il culo, quelli che vi prendono in giro, ai ruffiani. Ma io sono me stesso, mai e poi mai farò il ruffiano con voi tutti. Dovete portare rispetto, come io porto rispetto a voi, se no vi mando sempre a fanculo, non ho problemi. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, prego. Oggi ci siamo sentiti di nuovo, stavo sentendo la discussione di prima, quindi io ve lo dico prima. No, ma perdonami, il discorso è che io vi ho contattato una 20 di giorni fa, sì, ma meno, non mi ricordo. E 20 giorni fa non vuol dire niente, ma se tu mi chiami oggi e poi mi chiami anche domani e mi fai la stessa domanda di oggi, vuol dire che sei scemo. O no? Vabbè. O sbagli, abbi bontà. Sì, ma comunque magari uno cerca sollievo, magari... Ma t'ho capito, ma non puoi farmi, io non dico di non chiamarmi, ma non farmi la stessa domanda che mi hai fatto ieri. Sì. Perché vuol dire che io sono scemo. Sì. Abbi bontà. La cartomanzia, la mia cartomanzia è una cosa seria, è una missione, non è un gioco delle 3 carte come fanno la ferrovia a Napoli. È una cosa seria. Sai cos'è che TikTok è pieno di cartomanti ultimamente? Ma che chiamano agli altri, a me non me ne frega, figurati.
Io sono per Poi la... scusami se mi sono permesso di entrare nel merito di queste No, ma è bello parlarne, ma figurati, dimmi cosa posso fare per Senti, te. io mi dicesti che tra me e la mia compagna non c'era ritorno, no? Sì. No, io ho saputo la data di questo ragazzo qua che si sta frequentando Sì, e volevo sapere se ci sarà una rottura. vediamo, come no. Allora, mi dici la data? Allora, lui si chiama Christian ed è nato il 4/12/89, lei Mariangela 2892. Vediamo subito. Scegli un mazzo di carte, 1, 2, 3. 2. Ieri l'ho conosciuto, ma vabbè, Sì. è stata una situazione un po' particolare. No, non è una storia destinata ad andare avanti, eh? Ah no? No, perché mi esce la carta del diavolo. Quando esce la carta del diavolo, sta a indicare che ci saranno momenti brutti tra di loro, quindi ci saranno momenti difficoltosi tra di loro. Quindi questo Ma si rapporto... supereranno o proprio ci sarà proprio una rottura vera e propria? No, rottura, quindi non ci sarà futuro tra di loro. Mi sa dire più o meno i tempi o... No, questo non te lo posso dire, però ti posso dire che non è una coppia destinata a stare insieme, quindi prima o poi si lasceranno questi. Ok, va bene. Va bene? Ok, grazie mille. Di niente, buona serata. La vera cartomanzia. Pronto? Pronto, buongiorno, buonasera. Buonasera, prego. Ultimamente, sì. Sì, prego. Vorrei sapere, il giorno 12 c'è un processo penale, vorrei sapere come va. Allora, io non sono un avvocato, però andiamo a vedere se andrà, diciamo, in male o in bene, più o meno, eh? Non ti do nessuna certezza al 100%. Allora, quanti anni c'hai, che segno sei? 20 anni e sono pesce. Scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3. 2. Bene non andrà, però voglio dire, non sta lì a preoccuparti più di tanto, non andrà come tu vorresti. Non andrà come io vorrei. Quindi, Esatto. Capito? va benissimo. Perché ti spiego un attimo, aspetta. Nella cartomanzia mi esce la carta del diavolo vicino all'incidente, ciò vuol dire che non andrà al verso giusto. Sì. Ok? Ok, la ringrazio. Buona serata, arrivederci. Dicevo prima, la cartomanzia, la mia cartomanzia, è una cosa seria, perché voi siete abituati ad altri tipi di letture di carte, lo so, ma non è colpa mia, la vera lettura è questa.
non è quella che vi riempiano la testa piena di chiacchiere, non è quella che vi raccontano stronzate, non è quella dove vi dicono c'hai la fattura, tuo marito c'ha un'altra donna, quello sono stronzate che vi raccontano. Pronto? Pronto? Attaccato. Ah, signore Ive Press. Andava di fretta la signora. Allora, tap tap tap, condivisione con i vostri amici. Pronto, buonasera. Sì, buonasera, chiamo dalla Svizzera, Prego. sono Erminia. Prego. Io chiamo per mia figlia che sta frequentando un ragazzo, volevo capire se si può fidare oppure no. Quant'anni ha sua figlia? Che segno è? Allora, ha 28 anni ed è vergine e il ragazzo ha 28 anni ed è Scorpione. Allora, mi scelgo un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3. Il 2. No, signora, vedo che si può fidare perché li vedo abbastanza uniti. Sì, ci sono anche momenti di lievi discussioni, ma è il non capirsi in alcuni casi, no? Però le posso dire che questa coppia c'è un'ottima affinità tra di loro, quindi c'è il modo di andare avanti. Ah, ok. Perché lui appunto sta uscendo da un'altra storia. Sì, e quindi sì, lo vedo. E quindi È come... io gli ho detto io a mia figlia, dico stai attenta, dico non vorrei che magari poi... No, il discorso che lui è come se non si fidasse più delle donne, ma in generale non è che non si fida di sua figlia, perché esce fuori da questa situazione e allora lo porta un po' fuori termini, ma non altro, signora. Ah, ho capito. Va bene. Va bene? Grazie mille maestro e noi ci sentiamo poi prossimamente. Va bene, signora, buona serata. Bene, grazie, buona serata a lei. Prego. Chi desidera avere dei consulti privatamente, riservatamente, lo può fare tranquillamente chiamandomi nel privato o mandare un contatto WhatsApp. Pronto? Buonasera. Pronto, buonasera maestro. Prego. Sono Valentina, Valentina, da dove chiami? dalla provincia di Benevento. Dimmi. Allora, io sto iniziando a frequentare una persona da 2 mesi. Volevo sapere se diventava un qualcosa in più di una frequentazione. Sì. Allora, tu quanti anni hai, che segno sei? Allora, ho 39 anni e sono del cancro. E lui invece? Lui ne ha 45 ed è dell'Acquario. Scegli un mazzo di carte, 1, 2, 3. 3. E andiamo a vedere cosa ci rispondono le carte.
Allora, ascolta, può succedere che tra di voi possa nascere un qualcosa di interessante, però devi aspettare ancora un po', secondo me, perché questa persona ha bisogno di tempo, soprattutto di calmarsi perché sta attraversando un periodo un po' agitato, perché esce fuori da una storia sentimentale non tanto coerente, Sì, dove vero. non ho capito. Sì, verissimo. Quindi dove lui non si fida più delle donne per il momento perché ha sofferto molto. Però, tra di voi vedo un'ottima affinità, vedo un ottimo interesse di coppia, però ha bisogno di tempo, quindi può succedere però. Ok, grazie mille maestro. Di niente, buona serata a te, ciao. Buona serata. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Sono Rossella, chiamo dalla Sicilia. Prego, Rossella. Allora, volevo sapere una cosa, siccome venerdì ho fatto un colloquio di lavoro, di cui avevo detto che andava tutto bene, però poi ieri mi ha detto che preferisce tenersi l'altra ragazza che ha più tempo che è lì e quindi a me mi ha detto in caso che poi mi farà sapere. Volevo sapere se troverò lavoro. Se trovi un altro impiego, giusto? Sì, sì. Allora, mi dici quanti anni c'hai, che segno sei? Allora, io ho 32 anni e sono dell'Acquario. Perfetto. Scegli un mazzo di carte, 1, 2 o 3. 1. Sì, mi esce il trionfo, devo essere sincero. La carta del trionfo mi esce. Ciò vuol dire che avrai modo, lavoro giusto per me. sì, avrai modo di avere altri colloqui dove uno di questi andrà a gonfie vele, quindi andrà come si deve. Ok, maestro, la ringrazio. Di niente, buona serata. Buona giornata. Allora, in mia compagnia fino alle ore 17 più o meno, Pronto, buonasera. Ciao, buonasera. Vorrei chiedere un'informazione. Sono Mandy e vengo dalla Puglia. Sì. Sì, in pratica si tratta di mio fratello che non abbiamo diciamo più contatto e vorrei sapere se esiste qualcosa o se ci sarà di nuovo come si dice, cioè di rincontrarci, ecco. Se tornerà la pace tra di voi. Ecco, sì. Allora, mi dici quanti anni tieni, che segno sei e tuo fratello quanti anni c'hai e che segno è? Sì, io sono 28 cancro e mio fratello 27 capricorno. Allora, andiamo a verificare. Scegli un mazzo di carte, 1, 2 o 3. 3.
Allora, tuo fratello, fosse per lui, avrebbe già fatto la pace con te. Capito? C'è qualcosa che lo tiene lontano per stare in grazia di Dio, per non litigare. Che lui è sposato? Secondo me è il figlio, perché lui Non lo ha un so. figlio insieme a una ragazza. Io ti sto a dire cose che tu già sai. C'è di mezzo una persona che non vuole che tuo fratello faccia la pace con te, per intenderci. E lui per quiete vivere ti ha nel cuore, nell'anima, ma non può mettersi contro a chiunque esse sia. Ok? Ma non si vede se è un uomo o una donna? No, non ti posso dire. Io leggo le carte, non aggiungo altro. Ok, Ti dico il peccato, ma non il peccatore, ok? va bene, la ringrazio. Arrivederci. Arrivederci, ciao. Ciao ciao. Allora le linee ritornano libere. Pronto? Buonasera maestro Cleo, Buonasera a lei, prego. io chiamo dalla Sicilia e mi chiamo Rosetta, Sì, sono del segno dei pesci sì. e ho 51 anni. Volevo sapere, ho conosciuto una persona da circa 10 anni, che intenzioni ha nei miei confronti? Pronto? Sì, sì. Mi dici... Posso dare anche la sua data? Sì, signora, prego. Lui si chiama Giuseppe, è nato il 28/05 del 73. Voi invece? Io sono del segno dei pesci del 72. Perfetto. 1, il 2 o il 3? 2. Numero 2. Allora. Non vedo un futuro, signora. Un futuro standard non lo vedo. Perché cosa vuole? Non lo vedo sincero, vedo falso perché mi dà frode, quindi vi sta a prendere in giro. Quello che le carte mi dicono, io quello vi dico. Ho capito, Ok? la ringrazio tanto. Buona serata, signora. Altrettanto, buona. Allora, io devo uscire un attimo dalla live perché ho dei problemi tecnici. 2 minuti saremo di nuovo in live.